Signor Presidente del Consiglio regionale, signora Presidente della Giunta regionale, signori consiglieri regionali, signori sindaci, di allora e di oggi, signori parlamentari nazionali di questa regione, autorità, un saluto a tutti i presenti. Ciascun popolo porta nel proprio intimo i segni della propria storia, gioie, dolori, gesti di coraggio, errori. È l'autobiografia di ciascuno e vale per le prove che abbiamo affrontato e vissuto. Vajont, Berice, Friuli, Irpinia e Basilicata, Umbria e Marche, Emilia-Romagna. Sono alcune tra le tante ferite che negli ultimi decenni hanno colpito il nostro Paese. Siamo qui oggi a far memoria di una di quelle ferite, quel terremoto che ha colpito per 2 volte di seguito comuni e popolazioni in provincia di Udine e di Pordenone, lasciando una scia di morti, di immani distruzioni. Un dolore che non potrà mai essere colmato. La sfida lanciata alla natura ha colpito una terra da sempre porta aperta verso l'Italia. Erano state altre sofferenze che nel passato avevano contribuito all'ulteriore impoverimento dell'Italia. La miseria in alcune aree spingeva alla migrazione in altri paesi d'Europa e oltreoceano, con un dissanguamento ulteriore del nostro Paese e di queste terre. Non sembrava esservi alternativa per il futuro dei propri figli. Di quegli esodi sono testimonianza le prospere comunità friulane insediate all'estero, raccolte nei Fogolar Furlans. È la volontà degli uomini che provoca la differenza. Questa lezione è stata orgogliosamente affermata dal popolo italiano qui e all'estero. Questa è la lezione che le popolazioni del Friuli ci hanno dato più volte: rialzarsi e ripartire. Dopo la Prima Guerra Mondiale, combattuta in queste contrade, dopo i terremoti del 1976, avanti verso un Friuli nuovo, eppure sempre con la sua forte identità. Conferma che le prove della vita esaltano i valori positivi delle persone e delle comunità e le proiettano verso traguardi più ambiziosi. Osservava il presidente Ciampi che da un grande disastro naturale alla rampa di decollo di una crescita che ha portato all'affermazione di un modello socio-economico comune al Triveneto, in quel nord-est così capace di innovazione e di internazionalizzazione. Tutta l'Italia è stata al fianco del Friuli in questa opera. L'amicizia, l'affetto, che ancora pochi istanti fa è stato manifestato nei confronti di Giuseppe Zamberletti, ne è la prova più evidente. Vi è stata una grande solidarietà internazionale che ha accompagnato gli aumenti dell'emergenza a questa regione. Ma i protagonisti assoluti sono stati gli abitanti delle zone colpite, con i loro amministratori comunali e regionali, a partire da Antonio Comelli, grande figura, cui quest'oggi abbiamo intitolato questo magnifico auditorium. Quasi 1000 vittime, colpiti anche i soccorritori, soldati, vigili del fuoco. Protagonisti del soccorso sono stati anche i volontari, giovani e meno giovani, che come in tante altre situazioni nel nostro Paese hanno evidenziato i tratti migliori del carattere italiano: l'altruismo, la gratuità, la solidarietà. Una intera società civile che nelle sue 1000 articolazioni si è allora mobilitata. I radioamatori,
che con la loro rete è entrata in funzione immediatamente dentro la zona terremotata per fornire preziose indicazioni laddove le telecomunicazioni avevano subito danni. Il punto di partenza di quello che è stato poi definito, razionalizzato, acquisito come modello Friuli, un soccorso nell'immediato basato su un'informazione capillare dal basso, paese per paese, parrocchia per parrocchia, in grado di mettere a frutto gli importanti assetti messi in campo dai vigili del fuoco, dalle forze armate, dalle forze di polizia, sin dalle prime ore del terremoto. Penso a Sandro Giomi, che ne ha lasciato traccia in un piccolo libro ricordando il diario di quei giorni. Quasi 900 vigili del fuoco all'opera il 7 maggio, 5.000 degli uomini dell'esercito in quel primo giorno. Dal soccorso si è passati alla stabilizzazione e quindi alla ricostruzione. Nessuna opera dell'uomo è casuale. Dietro ciascuna scelta vi è sempre una riflessione, il soppesare il pro e il contro, il definire gli obiettivi da raggiungere. Scelte tanto più difficili quando riguardano, come in questo caso riguardavano, centinaia di migliaia di persone, 119 comuni. La rincorsa perenne tra innovazione e conservazione ha spostato allora per una volta l'asticella al di fuori dal tradizionale contrasto. Certamente furono utili le lezioni apprese altrove e a far da monito venne anche la seconda tremenda scossa del 5 settembre. Ed è ammirevole la forza d'animo con cui si è rifuggiti dalla possibile tentazione di arrendersi dopo la seconda grave scossa di quel settembre. La volontà forte delle istituzioni locali, dei sindaci dell'epoca in prima linea, di salvaguardare l'identità dei luoghi fu allora l'origine di un cambio radicale. Il dove era, come abbiamo più volte ascoltato quest'oggi, rompendo anche tanti paradigmi dell'Accademia, restituiva al popolo friulano le chiavi del proprio destino. La consapevolezza che sarebbe stato un grave errore rompere un tessuto sociale già tanto provato è stata in quei giorni all'origine di decisioni davvero sagge e che, inevitabilmente non sempre comprese, recarono sicuramente amarezze al presidente Comelli, ai suoi più stretti collaboratori, all'assessore alla ricostruzione dell'epoca, Salvatore Varisco, Adriano Biasiutti, gratificati poi tutti con tante altre persone impegnate a un grande merito nella ricostruzione, gratificati poi tutti dal riconoscimento del successo della ricostruzione. Appartenenza al territorio, consapevolezza della propria storia, della propria cultura, partecipazione dal basso, orgoglio della propria autonomia da un lato e dall'altro capacità di ascolto, di guida e di solidarietà da parte dello Stato hanno consentito di superare una distruzione drammatica e di porre le basi per un rilancio della convivenza civile in questa regione di incontro tra la civiltà latina, quella germanica, quella slava. Il Friuli, regione di confine, celebra quest'anno con il Veneto il 150° anniversario dell'Unione al Resto d'Italia. Il Friuli è un crocevia d'Europa, da cui si comprendono, ancor meglio che da altri luoghi, le ragioni che sorreggono la visione di un'Europa più forte e più solidale. La capacità della società friulana di far sistema nei suoi organi rappresentativi, nei suoi apparati pubblici, nel coinvolgimento delle forze sociali, ha delineato un modello, a partire proprio dalla collaborazione civile e militare, che ha ispirato ogni successivo sviluppo in materia di protezione civile. Anche di questo dobbiamo dirci debitori. Questa è la chiave di tutto. Far ciascuno la parte propria, i cittadini, i comuni, la regione, lo Stato. Queste sono virtù civiche concrete. Questo è
l'autentico senso della comunità. L'abbraccio dell'intero paese fu immediato, dal Presidente del Consiglio Aldo Moro al Ministro dell'Interno dell'epoca Francesco Cossiga, sui luoghi della tragedia nelle ore immediatamente successive a quella del terremoto. Non vi fu alcuna sottovalutazione dell'evento, piuttosto le modalità usuali apparvero obsolete, in affanno nel cogliere la magnitudo di quella che si profilava come una catastrofe immane, già dai primi momenti. La popolazione degli interi centri venne dimezzata, falcidiata dalla furia del sisma, Maiano, Osoppo, Gemona. Imponente il dispositivo di emergenza messo in campo il 10 maggio, erano disponibili oltre 31.000 posti letto nelle tende, a fine mese 80.000, 5.000 roulotte, spesso rese disponibili attraverso prestiti di solidarietà, vennero collocate al lato dei villaggi distrutti per consentire la continuazione delle attività agricole e artigianali. Nell'inverno, abbiamo poc'anzi ascoltato dell'intervista, delle parole del Presidente Comelli, nell'inverno 32.000 persone, così rigido, 32.000 persone vennero ricollocate sui centri del litorale, predisponendo servizi scolastici straordinari per 3.500 alunni. La stima del novembre 76 faceva ammontare i danni pubblici e privati alla somma iperbolica di 3.500 miliardi di lire. Vi siete rialzati, ci siamo rialzati. Oggi, nel ricordo delle vittime e dei tanti che operarono così bene, vorrei prendere per concludere a prestito parole di Giuseppe Zamberletti, nel momento in cui concludeva il suo mandato, il 30 aprile del 77. Un popolo non muore con il crollo delle case e il Friuli è vivo perché sono vivi i valori che ne costituiscono l'anima. Viva il Friuli, viva la Repubblica!